linda musica. Quanti ricordi che? Anche sui? Sì. Specialmente di Landini. Ero piccolino con mia nonna a letto che era il Landini che arava di notte. E lì mi ha preso... E faceva compagnia, conciliava il sonno? Ma dopo anche del sole? Lì era un altro discorso. Sì. È lo suo questo? Sì. Di che anno è lo? Questo qua? Del 57. E vanno bene? Perfetto. Come lui? Come me. Questo qua è della cosa di famiglia da il 1959. Alla via del Panà proprio? Sì, è proprio nostro, cioè ne sta il primo. Per me anche un ricordo del mio papà che ha fatto la vita insieme a questa macchina qui. Sì, Quindi ed è per quello anche. quindi montare insieme vuol dire ricordarlo. Esatto. No, che io ancora comunque. E quando gli sente molto si mette a piangere, che ha 93 anni. Anche ieri. Ciao ragazzi, benvenuti alla sagra di San Lorenzo a Pescantina, una festa scoppiettante. Matteo, ma quanti che ne? Quasi 160 trattori d'epoca che sfilano oggi. Provenienti? Da tutto quasi il nord Italia, quasi tutto il Veneto. Questa è una celebrazione, se vogliamo, delle origini dell'agricoltura, Sì. meglio di quella da dopoguerra in avanti. Sì, infatti sono stati i trattori che hanno fondato l'agricoltura italiana per via della meccanizzazione, da passare dalla lavorazione con gli animali alla lavorazione con i mezzi agricoli. Sono stati- quelli che hanno portato nelle corti e per le aziende agricole il futuro per le aziende. Sono stati importanti anche per la vostra terra, per la Sì. terra delle pesche. Soprattutto anche per la terra delle pesche. Sono trattori che hanno lavorato nei frutteti di pesca. Perché conservare la memoria anche attraverso questi strumenti? Perché una mostra proprio sui trattori? Perché è importante non dimenticare, Matteo? Perché sono trattori che hanno fondato l'agricoltura italiana, questi qua. Sono quelli che veramente hanno fatto nascere le aziende agricole a livello italiano. Oggi sfileranno, faranno bella mostra di sé, si faranno sentire perché i Landini ciocca, ma sono veramente belli. Tu sei un giovane imprenditore agricolo. Sì, giusto Stefano. Che cosa si prova a vedere delle macchine come queste che hanno fatto un po' la storia vostra e anche della tua famiglia, immagino? Sì, perché infatti è terza generazione che portiamo avanti l'azienda agricola di famiglia e per me vedere le macchine agricole di una volta è veramente una soddisfazione. Ho sempre avuto passione dell'agricoltura e lavoro nell'azienda agricola e soprattutto anche di trattori. Vedere una macchina agricola che sfida per il paese è sempre una grande soddisfazione, veramente Stefano. Sai, una cosa che mi ha colpito è la marea di gente che rimane ammirata, estasiata di fronte a queste macchine che sembrano, anzi appartengono ad altri tempi, ma hanno sempre un fascino indescrivibile. Vuol dire che la terra rimane comunque sempre la madre di tutto. La No, terra è Matteo? il primo settore, è vero, è il primo settore che porta avanti una nazione, la terra. E soprattutto non abbiamo mica solo trattoristi che sfilano, una valanga di persone, di cittadini che vengono a vedere questa sfilata, perché ormai è la quinta sfilata di trattori d'epoca a Pescantina e sta veramente avendo un successo a livello del nord Italia e anche a livello nazionale. Chi ha voluto questa manifestazione, Matteo? La manifestazione l'ha voluta Giampaolo Camparsi ancora 5 anni fa, partendo per scherzo, è riuscito a partire con una ventina di trattori e adesso arrivare a questo numero di trattori qua. E ogni anno metterci sempre più impegno con collaborazione di altre persone e siamo arrivati ad avere una manifestazione così grande e ogni anno cerchiamo di fare sempre il meglio e avere più trattori che sfilano. Che anno è questo? Del 1950 come me. E Valo? E va all'enologio, svizzero. Come ti? A dopo Matteo, sono i Capodemoforte, scatta una competizione fra di loro. È stata una competizione tra i veri Landini di una volta, tra uno e l'altro, chi fa più rumore, Ti fa più ciasso, più casino proprio. alle fatiche anche capirci vinto. Lì è una competizione, non si capisce mai, però ci mettono proprio un animo grandissimo. Mamma, senti che roba.
E allora godiamoci questi signori di altri tempi che però fanno ancora la loro bella figura. Però dopo parliamo di pesca. Matteo, ma qual è la Principesca? La Principesca è una pesca fondata dalla fondazione e dall'unione di due comuni, Pescantina e Bussolengo, e dove è nata una fondazione. È il marchio di fabbrica. Marchio di fabbrica, giusto, dai due comuni. Perché questa zona è particolarmente vocata alla produzione di pesca? Perché la pesca è iniziata ancora nei primi degli anni 900 grazie all'Adige, con la ruota che portava l'acqua nei campi, quindi abbiamo potuto cominciare la produzione e la coltivazione della pesca ancora nei primi del Novecento grazie alle ruote idrovore dell'Adige. Ovviamente da allora di strada ne è fatta tanta, è nata un'agricoltura molto specializzata con una qualità veramente indiscutibile. E ancora oggi chi porta avanti questa cultura sono soprattutto le aziende, ma sono famiglie ancora. Sono ancora aziende agricole a condizione familiare quasi, circa formate dai 3 ai 6-7 ettari per azienda. C'è un futuro per questa cultura che non ha attraversato momenti sicuramente facili, soprattutto negli ultimi anni? Sì, negli ultimi anni ha passato un po' di crisi per colpa dei mercati esteri che hanno penalizzato i nostri mercati importando prodotti all'interno della nostra nazione di qualità molto scadente in confronto ai nostri di qualità molto buona. Certo, beh, basta guardarle queste cassette qua, insomma. Sì, di chi sono queste pesche? Queste pesche qua sono delle nostre aziende agricole di Pescantina, perché oggi c'è la 74esima mostra delle pesche a Pescantina. Qua vengono esposte le pesche migliori delle nostre aziende agricole. Ma anche qua commentatori, i seguardi, contadini di Isola qua c'è sempre una competizione, sai come Stefano tra agricoltori, uno è sempre meglio dell'altro e mai non ti dicono anche raramente che qualità hanno piantato anche per l'azienda. Che segreti? E se segreti, sai gli agricoltori. Però è una sana competizione. È una sana competizione. Se poi i risultati sono questi qua, ben venga questa competizione. Sì. Che segnale volete dare con manifestazioni come queste? Con una manifestazione come questa vogliamo dare un segnale a tutti i consumatori che consumando un prodotto di pesca Principesca consumiamo un prodotto di qualità, un prodotto che viene controllato da quando viene coltivato la potatura a secco all'inverno la pesca fino a quando viene raccolta che arriva sui nostri banchi del supermercato, una pesca che viene seguita dal campo alla tavola. Ragazzi, consumiamo italiano, consumiamo veronese, consumiamo la Principesca. Mi ha detto Matteo che chi mangia questa pesca avrà diritto a un giro di un'ora sul Landini. Sì. Un bel scorlamento. Mi raccomando, mangiamo una pesca che è veramente una pesca di qualità e buonissima. Viva la Principesca! Viva la Principesca! Grazie Matteo e complimenti per tutto quello che avete fatto. Ci Grazie vediamo a te, Stefano. alla prossima cantierata. Oh yeah! Adesso facciamo un giro Landini. Tum, 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 tum.